Verranno presentate a Palazzo Moroni le firme delle 2 petizioni che vorrebbero intitolato il nuovo polo ospedaliero di Padova Est a Tina Anselmi, la politica veneta che istituì il Servizio Sanitario Nazionale. È nato dall'idea, secondo me, e credo condivisa anche da Angela Montemurro, qui presente, che come me ha raccolto delle firme, dalla volontà che per le ragazze, soprattutto per i giovani, le ragazze e i ragazzi, vi siano dei nomi di riferimento importanti che hanno contribuito a rendere migliore questo Paese. E il nuovo ospedale, essendo Tina Anselmi considerata la madre della sanità pubblica, ci è sembrato il nome più giusto, più opportuno, più aderente a questo valore. Una partecipazione numerosa nel nome di Tina Anselmi, più di 15.000 le persone che l'hanno sottoscritta, un risultato che si affianca ad un'altra raccolta firme per intitolare l'ospedale, quella per padre Leopoldo Mandic. Sarebbe un importante passo in avanti, sappiamo che ci sono molte opzioni sul campo e sappiamo anche che l'ultimo referente a dover decidere è la Regione Veneto. Tuttavia siamo ancora una volta orgogliosi come città di Padova che la cittadinanza per prima si sia mobilitata per richiedere l'intitolazione a una figura così importante quale quella di Tina Anselmi. Protagonista della vita repubblicana del paese, prima partigiana, poi prima ministra donna della Repubblica, Tina Anselmi ha svolto un lavoro fondamentale per la sanità come la conosciamo oggi. Ha fatto e ha firmato lei la riforma della salute nel 1978, che ha preso avvio dal 1 gennaio 1980 e dopo questi 45 anni noi abbiamo visto che la sanità non è proprio, a servizio di tutti i cittadini, lo proviamo su di noi tutti i giorni, le difficoltà per accedere alla sanità. Sarà un polo ospedaliero italiano, padovano perché è sul territorio di Padova, regionale ma anche italiano e ci sembra giusto che proprio sia lei il nome da dare a questo ospedale, proprio ha dedicato la sua vita all'intera collettività e anche a dare attuazione alla Costituzione.